Uno degli animali parassiti più odiosi della città di Napoli sono i topi, le zoccole e i surici, anzi c'è un numero addirittura nella smorfia napoletana, 11 fanno i surici, ma contro i surici naturalmente i napoletani escogitavano tanti sistemi, abbiamo già citato o Pepo in culo alla zoccola, che era uno dei tentativi, diciamo, di ammazzare il numero più alto possibile di topi, ma contro il surice naturalmente esisteva il rimedio più diffuso, che era appunto la trappola per topi, che in napoletano è Omastrill. E per parlare del Mastrillo siamo in Dubuvere di Sant'Antonio Abate, un luogo dove venivano venduti oggetti di ogni tipo e, come nella canzone Arumbere e Scugnizzi di Raffaele Viviani, qui ci sono tutte le urla dei venditori, uno dei quali vende o quadrille a fiorella o mastrille a rattacas. Due termini che oggi proverò a spiegarvi, anche oggi lezione per i veri napulegni, per quelli che vogliono veramente approfondire i misteri e il fascino della lingua napoletana. Arattacas era la grattacacio, questa era una tipica grattacasa napoletana, diciamo, relativamente moderna, in molte case viene ancora usato in questa forma e molti napoletani adorano una pratica antica, che era quella di mangiare pasta e patate direttamente poi nella rattacasa quando era il momento di lavarla. Ma il termine più bello per quanto mi riguarda è sicuramente quello che è omastrill, un termine naturalmente antico, noi parliamo latino. Mastrillo è da mus triculum, mus significa topo, triculum significa ostacolo, impedimento, quindi è l'impedimento del topo. Omastrill veniva apparato come in qualche modo, come una piccola esca che veniva messa lì, un pezzettino di pane, un pezzettino di formaggio. E ancora oggi, quando una porzione è troppo piccola, ma che mi porti qua? Cioè, una porzione talmente piccola da mangiare, no? E i napoletani usano dire, e che se buona, paparaumastrill. Mus triculum, tra le altre cose trico in lingua napoletana la usiamo, trica vuol dire quando un impedimento, no, causa un ritardo, aspetta, trica, in napoletano dice, è una minaccia che si usa fare spesso, trica che avena pesante, ecco, questo fanno spesso i napoletani. Una stanza piccola, quando una casa è piccola, troppo angusta, i napoletani dicono, mamma mia, mi pare un mastrill, un luogo troppo piccolo, ma poi mastrillo viene utilizzato in un film, e vediamo se ve lo ricordate prima che lo dica io, perché c'era il famoso ispettore di dogana nel film Il Totò contro le quattro, quando Totò vuole far passare le famose supposte. Chi è? Ispettore, è il commissario Saracino. Permette, dottore? Mi scusi. Commissario Saracino. Tanto piacere. Molto lieto. Fortunato sono io. Io. Dottor Mastrillo, ispettore di dogana. Molto lieto. È successo qualche cosa che non va? Ecco, il nome dell'ispettore di dogana era il dottor Mastrillo, che Totò giocava tantissimo con i nomi napoletani. O quadrille a fiorella! Beh, questa era invece la voce di quei venditori girovaghi che vendevano soprattutto oggetti di culto, soprattutto nelle feste patronali, vendevano i quadrill, quindi il quadretto corsantino, vendevano dei rosari benedetti, delle magliette, che ne so, oppure delle semplici figurine di santi e fiorelle. La nostra generazione ha conosciuto i fiorelle nella forma ritrattieli. I ritrattieli erano i calciatori, erano le figurine dei calciatori panini. Noi giocavamo, vi ricordate, il gioco dello schiaffo per fare in modo che il numero maggiore di ritrattielli, di calciatori si girassero dall'altro lato. Ma prima della nostra generazione i nostri avi giocavano con figurine di cantanti e ancora prima di santini, o santina e a fiorella, o mastrille a rattacasa, o quadrille a fiorella. Pacchianè, chi so pensava? Tiene chi stu campi fava? Quanto è bella la lingua napoletana!